siamo per la nuova edizione del nostro TG, tanti gli argomenti, ma partiamo dai titoli. Dall'Assemblea dei Circoli parte la sfida al PD di Zingaretti e Graziano, pronte 5.000 firme per chiedere le primarie. Oliverio, la più bella investitura. Uno spiraglio dal Ministero della Salute per i precari calabresi, ma la strada è ancora lunga e piena di ostacoli. Finalmente Crotone tocca con mano l'operazione bonifica, cantieri aperti, lavori previsti per oltre 10 anni. Agguato a Vibo, nella frazione di Piscopio, feriti 2 giovani, indagano i carabinieri. Tenta di estorcere denaro a un commerciante ma lascia le impronte digitali sulla lettera minatoria, 40enne arrestato a Reggio Calabria. Primo raduno ufficiale in Calabria degli alpini, a Cosenza, oltre 5.000 penne nere. Il Cosenza pareggia con il Frosinone allo Stirpe, passano in vantaggio i padroni di casa con un rigore generoso, Carretta riagguanta il risultato. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In apertura la politica con il braccio di ferro tra il Partito Democratico Nazionale e il Presidente della Regione Mario Oliverio. All'Assemblea di Catanzaro il governatore nella Calabria incassa il sostegno dei circoli calabresi, di dirigenti e militanti Dem, pronte 5.000 firme per chiedere le primarie. Vediamo. Oliverio ha mostrato i muscoli e come, facendo in modo che da Catanzaro partisse un messaggio chiaro per Zingaretti e Graziano. Per la serie "Il partito è con me". L'assemblea è stata molto partecipata, le previsioni della vigilia sono state rispettate. A nulla è valsa la lettera di richiamo ai segretari dei circoli scritta dal commissario. Niente, non ha fatto breccia nemmeno la velata minaccia dell'espulsione dal partito che stava dentro le parole della missiva. Ai circoli questa comunella con i 5 Stelle non piace affatto. Il PD ha storia e regole che vanno rispettate, come quelle che prevedono le primarie per scegliere il candidato. Lo dice lo statuto. Ecco allora 5.000 firme da sbattere sul tavolo del segretario nazionale per dire: noi siamo questi e vogliamo essere rispettati. Quando il popolo si esprime, la partita è chiusa. Come dire: Graziano, prendine atto. Oliverio ha parlato per un bel po', si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Qualcuno agita problemi giudiziari per escludermi. È chiamato in causa Graziano e Oddati. Cosa ho fatto di male per meritarmi il loro turpiloquio? Sono profondamente indignato per questa cosa. Lo dico io perché io ho speso la mia vita, sono stato guidato da una bussola, quella del rispetto, e lo dico a Zingaretti e lo dico a tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico. L'occasione è ghiotta per lanciare messaggi precisi e far breccia in un partito che all'improvviso gli ha voltato le spalle. Morale? Nessun passo indietro, anzi, tra bandiere, striscioni, applausi e slogan, chiarisce: è la migliore investitura che potessi attendermi. Non c'è la presunzione dell'investitura, ma la pretesa di concorrere. In questo caldo pomeriggio di fine settembre parte la sfida, quella ai generali senza esercito, che per Oliverio hanno un nome e un cognome: Graziano, Oddati e Zingaretti. Intanto nel pomeriggio il documento dei circoli del Partito Democratico della Calabria che chiedono al commissario Graziano di fermare quella che chiamano foga distruttrice, e il Partito Socialista al termine di una lunga riunione fa sapere mai accordi con il Movimento 5 Stelle. Vediamo. Fermare il commissario regionale del PD Stefano Graziano. Il documento del comitato promotore dei circoli del Partito Democratico della Calabria è diretto: si fermi, è scritto, la foga distruttrice, ribadita la richiesta di svolgere le primarie per la scelta del candidato del partito alla presidenza della regione. Confidiamo, ed è un duro monito, che si possa ritrovare la ragionevole via del confronto, altrimenti la linea delle imposizioni e delle scelte calate dall'alto rischia di
di generare l'espulsione del PD dalla Calabria e dall'attenzione dei calabresi. Intanto ecco la foto di Franco Corbelli con la cartella in mano, dinanzi la cittadella regionale a Catanzaro, pronto a presentare la lista per le primarie istituzionali. Non l'ho fatto, fa sapere, perché non c'erano altri competitor. La mancata celebrazione delle primarie istituzionali comporterà un risparmio per la regione superiore al 1 milione di euro. Soldi, spiega Corbelli, che mi auguro adesso possono essere destinati per fini sociali. Infine ai socialisti, che dicono chiaro: non parteciperemo mai ad un accordo con il Movimento 5 Stelle. Il partito, al termine di una riunione, fa sapere di aver lanciato un appello a Zingaretti affinché riprenda in mano la vicenda calabrese. Il nodo delle regionali è sempre più intricato. Uno spiraglio dal Ministero della Salute per i precari calabresi. Parliamo dei precari della sanità. C'è il sì all'emendamento salva precari, ma la strada è ancora lunga e piena di ostacoli. Vediamo. Sulla carta è una buona notizia. Al momento però è solo sulla carta, vale a dire nell'alveo delle buone intenzioni. Ma la notizia c'è ed è questa: il sì del Ministero della Salute all'emendamento salva precari. La proposta sarà inserita nel decreto legge per sostenere le aziende in crisi. L'iter è serio. Ora si attende il parere dei tecnici del Ministero e poi, entro il 3 ottobre, inserire il decreto e sottoporlo all'attenzione di Palazzo Madama. Tutto questo all'indomani delle parole pronunciate dal commissario Cotticelli nel corso della riunione della Commissione regionale. Va detto che Cotticelli è stato molto chiaro, spiegando che il problema dei precari non può essere affrontato all'acqua di rose, ma analizzato e risolto concretamente, senza ciò creare altre false illusioni. Perché ha detto: la legge è invalicabile, quindi la soluzione va pensata bene. Certo, la posizione assunta dal commissario non è proprio il massimo e non indirizza verso il buon umore, ma qualcosa bisognerà fare. Non si possono lasciare a casa lavoratori che hanno fatto il proprio dovere per anni e anni. Non si può dire loro: bene, arrivederci e grazie. E né tantomeno si possono mettere in campo iniziative da guerra tra poveri, distinguendo le posizioni tra figli e figliastri, per la serie a Vibo sì, a Cosenza no, e così via. Se il comparto è in agonia, non è certo per responsabilità di chi lavora o ha lavorato nelle strutture sanitarie della regione, o no? Ci spostiamo a Crotone perché finalmente la città di Pitagora tocca con mano l'operazione bonifica. Si sono aperti i cantieri, lavori previsti per oltre 10 anni. Vediamo. È partito dopo tanto tempo un lungo e complesso percorso di risanamento ambientale all'interno del sito di interesse nazionale di Crotone Syndial, oltre 71 ettari che dovranno essere bonificati attraverso il progetto operativo di bonifica fase 1, opere di protezione a mare anticipabili, propedeutiche alla rimozione delle discariche, autorizzato con decreto nel maggio 2019, e il progetto operativo di bonifica fase 2, discariche, fronte mare e aree industriali. I cantieri per le opere anticipabili a mare della bonifica dell'ex sito industriale di Eni Syndial sono stati inaugurati con un taglio del nastro che simboleggia una vera e propria recisione netta con il passato e con tutte le problematiche che ne sono derivate. Quello di oggi, siamo coscienti, è soltanto un passo in avanti di un percorso lungo che è iniziato, per quanto riguarda Eni, dal momento in cui Eni, dopo 60 anni di attività industriali, in cui altre imprese avevano gestito 3 stabilimenti molto importanti che negli anni 70 sono arrivati a occupare 2000 addetti, noi siamo arrivati negli anni 90 ancora enti di Stato per gestire la chiusura e la bonifica. Quindi non vorremmo mai essere percepiti come gli inquinatori, come quelli che non vogliono risolvere il problema. Noi anzi ci sentiamo e crediamo di essere i protagonisti della soluzione, vogliamo costruire la soluzione. Siamo coscienti che il territorio aspetta da troppi anni, siamo coscienti che oggi prospettare ancora 10 anni di lavoro può apparire come un ritardo ingiustificato, ma veramente erano presenti un po' tutte le autorità anche quando ne parlavamo, anche applicando le migliori tecnologie del mondo. L'iter di approvazione e l'iter tecnico di bonifica richiede, ahimè, tanti anni. Non ci sono soluzioni magiche, non saremmo corretti se le vendessimo. Vogliamo arrivare a risolvere al meglio, riportare
al massimo possibile sia i terreni che le acque allo stato ante l'operatività e dare un nuovo sviluppo industriale. Chiedo pazienza. Un momento storico tanto atteso da Crotone e dai suoi cittadini, che richiederà tempi lunghi, ma dopo 20 anni di lungaggini e attese vane finalmente si intravede la luce oltre il tunnel. Nessuno di noi abbia ad appendersi una medaglia sulla giacca per quanto sta accadendo. Questo è un lavoro in sinergia fatto a cominciare dal Ministero a finire a questo umile sindaco, che però ha voluto e ha tenuto tutti nell'alveo del binario che si era stabilito in quel 12 marzo del 2017. Da lì nessuno si è spostato, da lì è rimasto tutto e oggi, a 1 anno e mezzo di conferenze di servizi, di andirivieni come dicevo prima e anche di momenti di attrito forte, siamo arrivati alla conclusione. E invece la cronaca ci porta a Vibo, c'è stato un agguato, sono stati feriti 2 giovani, indagano i carabinieri. Potrebbe stendersi l'ombra lunga della criminalità organizzata dietro alla drammatica sparatoria di questa notte a Episcopio. Secondo una prima ricostruzione, verso l'una una lite tra coetanei si sarebbe presto trasformata in una sparatoria nei pressi della Velletta in via Regina Margherita. Il bilancio è di 2 ragazzi, poco più che ventenni, feriti. Si tratta del 21enne Salvatore Battaglia, colpito da un proiettile al collo riportando la frattura della mandibola e di 2 vertebre cerebrali, e di Giovanni Zuliani, di 23 anni, colpito al femore. Entrambi sono arrivati all'ospedale di Vibo Valentia con mezzi propri. Subito ci si è accorti che Battaglia era in gravissime condizioni, per cui si è disposto il trasferimento d'urgenza all'ospedale di Catanzaro, dove il giovane si trova adesso ricoverato in rianimazione. L'altro ferito non è in pericolo di vita, ma è stato comunque trasferito nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Catanzaro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini per fare luce su quanto è accaduto, considerato che i 2 giovani sono già noti alle forze dell'ordine, oltretutto portando 2 cognomi pesanti episcopi, ragion per cui le indagini sono a tutto campo e si cerca di inquadrare la matrice dell'evento delittuoso, scandagliando sia nella sfera personale dei 2 che nell'ambiente della criminalità organizzata. In particolare i 2 feriti sono entrambi primi cugini di Rosario Battaglia e Rosario Fiorillo, ritenuti ai vertici del clan dei Piscopisani ed attualmente detenuti in quanto condannati in primo grado all'ergastolo per l'omicidio del boss di Stefanaconi Fortunato Patania e per l'operazione antimafia Rimpiazzo scattata nell'aprile scorso. Giovanni Zuliani è stato inoltre condannato a 4 mesi e 20 giorni, pena sospesa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre ad essere il fratello di Antonio Zuliani, arrestato dalla polizia e per questo in carcere con l'accusa di essere stato uno degli esecutori materiali dell'omicidio di Francesco Fiorillo, ucciso il 15 dicembre del 2015 a Longobardi. Scenari questi che fanno temere una nuova escalation criminale nella più popolosa frazione di Vibo Valentia. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Lascia le impronte sulla lettera minatoria e viene arrestato. Protagonista un 40enne finito ai domiciliari per tentata estorsione. Nella lettera aveva scritto 1.000 euro, ti bruciamo il negozio, ma non aveva fatto i conti con gli investigatori che sono risaliti a lui proprio per le impronte digitali sulla lettera. Ad eseguire la misura la Polizia di Stato di Reggio Calabria al termine delle indagini coordinate dalla DDA Regina. Esplode un ordigno rudimentale a Taverna, centro del Catanzarese, è morto un pensionato di 67 anni. La deflagrazione si è verificata intorno alle 7 questa mattina sulle scale di casa della vittima. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti, ma si ipotizza che l'ordigno possa essere stato posizionato proprio dalla vittima. Sul posto sono intervenuti carabinieri, sanitari del 118 e vigili del fuoco. 4 arresti, 11 denunce, di cui 2 all'autorità amministrativa, 854 persone identificate, 475 veicoli controllati, 22 sanzioni per violazione al codice della strada, 9 fermi amministrativi, 15 perquisizioni. Sono i numeri delle attività effettuate sul territorio crotonese nell'ambito dei servizi di controllo del territorio e del piano di azione nazionale e transnazionale Focus 'Ndrangheta. Non ha rispettato la misura di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento, così un 39enne di Catanzaro è finito ai domiciliari. Gli agenti del commissariato locale hanno eseguito la misura cautelare nei confronti dell'uomo denunciato dall'ex compagna per maltrattamenti in famiglia. I vigili del fuoco di Reggio Calabria hanno recuperato un cagnolino caduto in un pozzo profondo 30 metri. Dopo la segnalazione arrivata alla sala operativa, i vigili del fuoco sono giunti sul posto. Un sommozzatore si è calato all'interno del pozzo, riuscendo a recuperare il cane. L'animale è stato imbracato e portato in salvo.
E facciamo un passo indietro, torniamo alla notizia d'apertura del nostro TG. Questo scontro abbiamo visto tra il Partito Democratico e il Presidente della Regione Mario Oliverio. Abbiamo visto l'assemblea dei circoli a Catanzaro, il documento diramato nel pomeriggio dalla stessa assemblea dei circoli, in cui sostanzialmente si invita a fermare il commissario Graziano e si chiedono a gran voce le primarie. In questo momento arriva invece una risposta da parte del Partito Democratico, perché c'è un gruppo di dirigenti del PD della Calabria che prende posizione con un documento in favore del commissario regionale del partito Stefano Graziano e del responsabile del Mezzogiorno Nicola Oddati, appunto come dicevamo nello scontro con il governatore uscente Mario Oliverio, che il PD nazionale non è intenzionato a ricandidare, come dicevamo, alla presidenza della regione, trovando in questo senso l'opposizione della maggioranza dei circoli, che hanno chiesto l'indizione delle primarie per la scelta del candidato. Tra i firmatari del documento ci sono Antonio Viscomi, che è stato, prima di essere eletto alla Camera, vicepresidente della giunta regionale presieduta da Oliverio, i presidenti del Consiglio regionale della provincia di Cosenza Nicola Irto e Franco Iacucci, già fedelissimo di Oliverio, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il capogruppo alla regione Mimmo Battaglia e i consiglieri regionali Carlo Guccione e Mimmo Bevacqua. In questi anni, affermano i dirigenti nel documento, abbiamo avuto l'onere e l'onore di rappresentare il Partito Democratico e le istituzioni, abbiamo provato a incarnare il bisogno di cambiamento e di crescita e sviluppo chiesto a gran voce dai calabresi. Comprendiamo pienamente che l'insediamento del Conte bis ha aperto una nuova fase politica non ipotizzabile fino a qualche mese fa, che chiama tutti noi a fare scelte coraggiose per portare sul territorio rinnovamento e cambiamento. Una fase politica che ha superato nei fatti l'opzione di ripresentarsi al voto con lo stesso schema e la stessa guida di 5 anni fa. Quindi questo il documento dei dirigenti del PD. E cambiamo decisamente argomento, siamo a Cosenza per un appuntamento che ha visto nella città dei Bruzzi ben 5.000 alpini in questo fine settimana, e appunto è il primo raduno ufficiale in Calabria. Vediamo. Cosenza fino a domenica ospiterà oltre 5.000 alpini provenienti da tutta Italia, per la prima volta in Calabria, per il raduno ufficiale del 4° raggruppamento del Centro-Sud Isole, in coincidenza con il centenario dell'Associazione Nazionale. Il capoluogo Bruzio è stato scelto dopo numerosi sopralluoghi effettuati dall'Associazione Nazionale, che ha riscontrato nella città le caratteristiche ideali per il raduno, grazie alle eccellenze storiche ed architettoniche, ma anche alle profonde trasformazioni di rigenerazione urbana che Cosenza ha conosciuto negli ultimi anni. Noi siamo orgogliosi, non solo felici, di ospitare gli alpini che vengono da tutta Italia. Gli alpini hanno dei valori che per noi sono fondamentali, in un momento anche di crisi generalizzata, di sfiducia anche dei giovani rispetto al futuro. Ecco, gli alpini imprimono sempre, da dovunque vanno, questa voglia di vivere, questa voglia di fare del bene agli altri, di cogliere, diciamo, il bello che c'è nella vita proprio nell'altruismo e non nell'egoismo, che poi è stato quello che ha rovinato anche le nostre città negli ultimi decenni. Il programma della 2 giorni cosentina è iniziato con l'apertura dell'annullo postale in piazza 11 settembre, la cerimonia dell'alzabandiera e la deposizione di una corona al monumento ai caduti in piazza della Vittoria. Le penne nere hanno avuto un'accoglienza calorosa anche da parte dei cittadini e tanto entusiasmo dimostrato anche da tanti bambini e ragazzi. Veramente l'accoglienza è stata bella, splendida, perché per me quando vedo i ragazzi mi si apre il cuore. Gli alpini nella storia hanno fatto quello che dovevano fare, cioè il loro dovere. Ma quello che ci preoccupa, ed ecco perché ero contento di vedere i ragazzi, è di poter trasmettere alle giovani generazioni questo messaggio forte. Far capire anche ai ragazzi di oggi che quello che è importante è saper dare, perché chi sa dare
poi riceverà molto ma molto di più. Molte le iniziative previste, tra cui la mostra fotografica allestita nel chiostro di San Domenico. Sono 150 gli scatti che hanno immortalato alcuni momenti di vita al fronte negli anni 40, all'inizio del secondo conflitto mondiale. Nella mattinata di domenica dal ponte di Calatrava partirà la sfilata degli alpini che, dopo aver attraversato le principali vie della città, arriveranno a Piazza Bilotti per una suggestiva cerimonia di commiato. E restiamo a Cosenza, dove è stato celebrato nella casa circondariale Sergio Cosmai il 202esimo anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria. Vediamo. I festeggiamenti per il 202esimo anniversario della fondazione della Polizia Penitenziaria sono stati celebrati nel mese di luglio, ma continuano in città italiane sedi di istituti di pena, più di 2 secoli di storia impiegati, come recita il motto, nel garantire la speranza e assicurare un servizio per le comunità carcerarie e per l'intero paese. Atti gloriosi, momenti travagliati, una difficile quotidianità per i tanti che hanno scelto di vivere una missione fondamentale per il buon funzionamento del sistema di esecuzione penale. La cerimonia a Cosenza, nella casa circondariale, ha visto la partecipazione delle autorità cittadine e regionali ed è stata l'occasione anche per presentare i risultati relativi alle attività svolte nell'ultimo periodo. Il prefetto di Cosenza, Paola Galeone, ha reso omaggio alla stele in ricordo di Sergio Cosmai. Sono stati dedicati anche spazi artistici e musicali, toccante il momento dell'esecuzione dell'inno di Mameli. Lo sport, adesso cominciamo con il calcio, il Cosenza Calcio che ha pareggiato con il Frosinone. Allo Stirpa passano in vantaggio i padroni di casa con un rigore generoso. Carretta riagguanta però il risultato, vediamo. Il Cosenza porta via un punto dallo Stirpe di Frosinone, il minimo indispensabile per trascorrere una settimana serena e preparare al meglio lo scontro diretto con il Venezia di sabato prossimo. Gara fondamentale per i punti in palio e perché precede un'altra sosta in cui i lupi dovranno lavorare per portare tutti allo stesso livello di condizione. Gara abbastanza bloccata tra 2 squadre spaventate dalle rispettive situazioni di difficoltà. Nesta e Braglia rivoluzionano gli 11 in campo rispetto agli impegni dell'ultimo turno. Gli interpreti del 3-4-3 rosso-blu sono inediti, ma sono proprio gli ospiti a farsi vivi per primi con Bruccini, che spinge in rete il traversone di Carretta, rete annullata per la posizione di partenza del centrocampista spezzino. Non c'è fuorigioco sullo scatto di Ciano, che viene inseguito da Bittante. Tra i due un minimo contatto, quasi un pizzicotto impercettibile alla maglietta dell'attaccante campano, che stramazza al suolo, convincendo Rapuano ad assegnare il calcio di rigore e ad ammonire il difensore. Dal dischetto Ciano non sbaglia e porta in vantaggio i padroni di casa. Il Cosenza incassa ma si rimette in moto e costruisce un'occasione d'oro per pareggiare. Bittante non orienta bene il piattone, mentre al centro area Monaco va giù per uno spintone non visto dalla terna. La ripresa si apre con un'altra chance, questa volta per Carretta, che trova sulla sua strada Jacobucci. Al secondo tentativo il numero 10 indovina la giocata e sul filtrante di Baez segna il gol del pareggio, portandosi il pallone in avanti con il tacco e mirando all'angolino in scivolata. Il Frosinone risponde subito, sfiorando il raddoppio, con Trotta che spara alle stelle da ottima posizione. Ma anche per gli ospiti c'è una palla gol colossale, sempre sull'asse Carretta-Baez a parti invertite, con l'uruguaiano che non riesce a chiudere al meglio sul secondo palo. Nel finale il Frosinone attacca con costanza ma trova Perina sempre pronto e sul tiro di Tribuzzi a salvare i rossoblu sono i legni della porta. Finisce 1-1 e per il Cosenza il punto è d'oro. Abbiamo fatto un buon primo tempo secondo me. Rigore per me non c'era assolutamente, poi ognuno vede il calcio come vuole, per me è ridicolo. Comunque, a me quello che mi interessava è vedere una reazione, la reazione c'è stata, cambiando tanto, perciò adesso bisogna tutti mettersi a posto, allinearsi tutti e iniziare a fare bene anche in casa, giocare a calcio anche in casa, provare a fare le cose che sappiamo fare, perché le sappiamo fare, e poi vediamo. Affonda sotto i colpi di un Crotone in palla il Pescara di Zauri. I rossoblù di Zoppa si impongono per 3-0 mostrando una netta superiorità. Vediamo.
Né Simine e Maxi Lopez sul tabellino di Pescara-Crotone resterà impressa la doppietta di Ahmad Ben Ali, centrocampista libico tra l'altro un ex, al quale solo qualche giorno fa si imputava di non avere un buon rapporto con il gol. Le sue 2 reti e il tris di crociata nel finale hanno schiantato la squadra di Zauri che con Scognamiglio e Di Grazia in panchina e privo di Palmiero e Turminello, infortunati, ha perso malamente la seconda gara consecutiva dopo quella di Cittadella. L'estremo difensore abruzzese Fiorillo capisce che non sarà una giornata facile già dalle prime battute, impegnato 2 volte per evitare l'immediato vantaggio dei calabresi, prima su Messias, ottima prestazione, poi su Crociata. Gli uomini di Zauri provano a reagire con una bella azione in verticale alla combinazione Machine-Maniero, Cordaz respinge, calano in sacca ma in netto fuorigioco. È il Crotone però a riprendere il pallino e si porta sull'1-0, Molina serve Simi in area, appoggio a Benali che si libera con una grande giocata e poca resistenza da parte della difesa abruzzese realizza la rete del vantaggio. Gli uomini di Stroppa costruiscono gioco e si trovano alla perfezione, tanto da sfiorare il raddoppio ancora con Benali. Sul finale del primo tempo si fa rivedere il Pescara con Machine, il migliore dei suoi, e con un destro a giro dalla distanza colpisce in pieno l'incrocio dei pali. Zauri prova a cambiare, fuori Galano dentro Di Grazia, i primi effetti sembrano positivi e subito arriva una buona occasione, lancio del solito Machine, Cordaz esce male, ma Cisco non riesce a inquadrare la porta. L'entusiasmo dura poco, Barberis batte un corner, ancora Benali, questa volta di testa, firma la doppietta contro la sua ex squadra. Stroppa toglie Simi e inserisce Maxi Lopez che si fa notare in diverse occasioni. Il Pescara prova gli ultimi assalti, disperati quanto inconcludenti, ma il finale è ancora del Crotone. Crociata in contropiede fa partire un tiro, Fiorillo respinge dal secondo tentativo, il centrocampista non sbaglia, finisce 0-3 e l'Adriatico fischia. Venire qua a Pescara a giocare così, imporsi in questa maniera, è motivo di orgoglio, di soddisfazione per i miei giocatori. Io sono soddisfatto di vedere la squadra che gioca così. L'anno scorso bene o male stava andando in questo senso, poi c'è stato un infortunio tecnico dove abbiamo concesso il gol al Pescara, però era più o meno sulla falsariga, poi è andata diversamente, ma qua non è Stroppa contro il Pescara, qua è il Crotone che si è imposto in questa maniera, quindi io sono contento per la mia squadra e per i miei giocatori. Ora la Serie C, domani in campo le 4 formazioni calabresi, riflettori puntati sulla sfida Reggina Catania. Vediamo. Si contendono il secondo posto Reggina e Catania, entrambe a quota 12 ad una sola lunghezza dal duo di testa Ternana-Catanzaro. Al Granillo una sfida molto attesa, vietata ai tifosi siciliani, ma gli Amaranto, come è successo già in altre sfide, sosterranno la squadra di Mimmo Toscano, che fra le mura amiche ha sempre vinto, spinta dal calore del pubblico. I risultati che stiamo facendo sono figli di un lavoro costante, duro, di applicazione e di collettivo, dove dentro il collettivo mettiamo le nostre qualità che anche noi abbiamo e sono tante. Noi la dobbiamo affrontare con una partita, una verifica importante. Di fronte abbiamo una squadra che ti può dire il tuo vero valore, poi è normale che non sia una partita come le altre per la città, per il tifoso, per la cosa, è giusto che sia così, ma noi la dobbiamo vivere come una partita normale, una verifica che ci faccia crescere nella consapevolezza e nelle certezze che abbiamo acquisito e ci dia ulteriori certezze per il proseguo del campionato. Viaggia verso la Campania invece il Catanzaro, che dopo il turno infrasettimanale che è servito per ritrovare la vittoria e il primato in classifica spera di ripetersi anche contro la Casertana. Auteri ripropone i bianchimano dai primi minuti al Pinto con Canutè e Fischnaller dietro. Il Rende, ancora senza guida tecnica, si prepara ad ospitare il Potenza, una sfida complicata. I biancorossi devono scrollarsi di dosso una serie di risultati negativi, ma l'avversario è in terza posizione e ha perso solo una volta in trasferta a Terni. La società intanto è alla ricerca del sostituto di Andreoli, al momento però sarà il suo vice Tricarico a guidare il gruppo grazie ad una deroga che gli permetterà di accomodarsi in panchina. Chiude il quadro la Vibonese, che dopo il successo casalingo con il Picerno affronta in trasferta la Viterbese, una squadra in crescita che potrebbe regalare sorprese da qui alla fine del torneo. E chiudiamo con le previsioni del tempo. L'anticiclone delle Azzorre estende il suo dominio verso est, coinvolgendo l'intero bacino del Mediterraneo. Sul comparto atlantico, nel frattempo, il flusso perturbato verrà pilotato verso il nord Europa attraverso le isole britanniche. Domani cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque.
temperature in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo ai mari e ai venti, domani ventilazione sempre a regime di brezza, con mari quasi calmo o poco mosso il Tirreno, calmo o quasi calmo lo Ionio. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.com e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava e messo in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.